Buongiorno a tutti, ben arrivati a quest'ultimo nostro appuntamento sulla sostenibilità. Come sapete, vedo volti oramai amici qui presenti, la nostra università sotto il cappello della sostenibilità ha organizzato in tutto il nostro Friuli parecchie conferenze su temi che potevano interessare la popolazione. Uno di questi temi qui nel Cividalese, che è emerso durante l'incontro che abbiamo fatto con la Presidente della SOMSI, la dottoressa Maria Cristina Novelli, e con la Sindaca, era proprio relativo alla rigenerazione urbana, ovvero alla riproposizione e la ristrutturazione di edifici in disuso che possano costituire un valore per il territorio. Uno di questi è la caserma, ex caserma Francescatto, che sarà oggetto di vostro dibattito per immagino molto tempo a venire. Nel darvi il benvenuto, do il benvenuto anche al professor Lavarra, che poi presenterò, e adesso cedo la parola alla nostra partner, la dottoressa Novelli, la SOMSI. Bene, anch'io naturalmente vi ringrazio per essere qui. E come è stato appena detto, questo è l'ultimo di alcuni incontri che sono stati organizzati grazie anche alla dottoressa Missana che rappresenta l'università e grazie naturalmente alla disponibilità di docenti che ci hanno intrattenuto e ci hanno stimolato, credo, su argomenti di particolare interesse. Speriamo che questo sia l'inizio, o meglio, il proseguio, perché con l'Università di Udine ormai sono anni che collaboriamo, ma che sia proseguio di una serie di incontri a venire. Ecco, oggi si parlerà di un tema che nella nostra comunità credo sia particolarmente sentito, cioè il problema della riqualificazione urbana, che non significa, secondo me, soltanto recuperare e riqualificare in maniera tale da riutilizzare dei beni che sono stati dismessi o appunto sono in disuso, ma si tratta di non solo di non consumare più territorio, quindi più suolo, ma anche di avere una visione diversa nei confronti dei bisogni della comunità. Credo che la pandemia ci abbia dimostrato quanto sia fragile il problema delle relazioni umane, e le comunità vivono di relazioni umane. Quindi la pandemia credo che ci abbia sottolineato dei temi sui quali è importante riflettere, perché appunto ripensare anche al riutilizzo vuol dire ripensare a un modo diverso di essere di comunità, cioè una comunità che non solo appunto ha a cuore il proprio patrimonio, ma lo pensa per le generazioni future. Quindi io credo che su questo tema il professore sicuramente ci darà degli stimoli interessanti e a noi il compito di riflettere anche sul futuro della nostra città, perché non basta soltanto avere buone idee, non basta avere investimenti peraltro indispensabili, bisogna anche amare la realtà nella quale viviamo e, come dicevo prima, pensare a quello che può essere il suo futuro sostenibile e adeguato, diciamo, ai tempi che purtroppo ci aspettano. Ecco, io ringrazio ancora il professore di essere qui e passo di nuovo la parola. Quindi sono molto lieta di questo, anch'io sono molto lieta di questo incontro che dimostra anche la sensibilità dell'amministrazione nel voler coinvolgere la popolazione su questa importante tematica, e spero quindi che si possa far tesoro oggi di tutte le suggestioni che il professor Lavarra ci regalerà. E due parole sul professor Lavarra, che ha un vasto curriculum, quindi sintetizzo così, molto schematicamente. È un architetto, si è laureato al Politecnico di Milano, dottore di ricerca in pianificazione territoriale e ambientale, è stato uno dei coordinatori dell'ufficio di piano dell'Expo di Milano, e quindi ha collaborato alla stesura del master plan dell'Expo. Invitato alla 13ª Biennale di Architettura di Venezia, ha contribuito a un grosso progetto che, in cui erano coinvolti un centinaio di architetti di tutto il mondo.
è tra i promotori di una prestigiosa agenzia di ricerca sulle trasformazioni urbane e, insieme a Stefano Boeri, presso il cui studio lui è associato. Ha tenuto lezioni e partecipato a seminari in molte università italiane, europee ed asiatiche, e autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Cito solo alcune delle cose che possono essere più legate al tema che oggi verrà trattato. Si è occupato di recupero di immobili dismessi o sottoutilizzati. In particolare nel milanese ha predisposto lo studio di prefattibilità per il recupero di un quartiere di edilizia popolare molto popolato, diciamo, e in condizioni di forte degrado edilizio e sociale, volto a un'indagine del tessuto sociale e anche a quello edilizio, e con la volontà di offrire diverse opzioni, dando anche così una visione di spesa per la fattibilità, e anche con attenzione alla società, insomma all'accoglienza. È stato uno dei coordinatori del progetto Metro Bosco, che consiste in una strategia per la costruzione di un anello di boschi attorno a un'area metropolitana importante, e ha anche coordinato un progetto che si chiama La Cella ed il Territorio per il recupero di borghi abbandonati e la loro trasformazione in spazi di detenzione alternativi, diciamo così. Anche come lavoro professionale, quindi presso lo studio in campo architettonico, urbanistico e territoriale, è orientato il professor Lavarra alla progettazione di aree urbane da recuperare o da valorizzare. In molti casi il lavoro di progettazione si accompagna alla definizione di scenari di sviluppo che diciamo, collegano lo studio allo sviluppo di strategie di intervento miste e che coinvolgono amministrazione e investitori pubblici e privati. Ha vinto numerosi premi, tra cui uno che mi piace ricordare relativo al Bosco Verticale a Milano. Quindi queste sono, diciamo, le caratteristiche che più ci avvicinano a quello di cui parleremo oggi, e con questa breve presentazione il mio benvenuto al professor Lavarra e a lui la parola. Grazie. Uso questo. Grazie. Grazie molte per l'invito e per l'opportunità. Il mio studio è a Milano, ma dal 2014 insegno a Udine, alla facoltà di architettura, quindi sono ormai abbastanza di casa, forse posso abbassare. Sono ormai abbastanza di casa in questi luoghi, in questo paesaggio, e anche, diciamo, l'esperienza con gli studenti e poi un'esperienza professionale che è cominciata a svilupparsi in questi luoghi mi ha, diciamo, permesso di conoscere abbastanza, un po' meglio, insomma, la società, le città, le realtà urbane e del paesaggio friulano, e pensavo appunto di partire magari da questi esempi, che sono esempi di attività professionale in corso per lo più, esempi in parte positivi, in parte anche, diciamo, non del tutto felici, perché mi sembra che sia anche interessante nelle occasioni pubbliche raccontare anche diciamo le cose che non vanno sempre bene, nel senso che io insegno, sono abituato a pensare che quello che dico in qualche modo dovrebbe servire agli altri, ho questa presunzione, ma si impara da tutto, si impara anche da alcune vicende che magari non sono del tutto felici o lineari, perché sennò, insomma, presentarsi sempre con i successi fa anche un po', come dire, non è tutta la verità, no? E siccome appunto il tema è una caserma, o meglio è uno dei temi su cui state ragionando, ho pensato di partire proprio da una caserma su cui ho lavorato. Anticipo che per ovvi motivi non parlerò del caso specifico, non ne avrei le competenze, non ne avrei la conoscenza,
E poi è anche importante capire che tanto più oggi con la rigenerazione urbana ogni progetto è una storia a sé, perché ogni progetto non è fatto solo di pietre, di acciaio, di spazi, ma è fatto di società, è fatto di aspettative, è fatto di immaginari, è fatto di contesti e questi non sono ripetibili. Spesso le caserme friulane sono uguali una con l'altra, sono state fatte nelle stesse epoche, sono state fatte negli stessi periodi, letteralmente le possiamo scambiare, ma il contesto che le ospita dopo tanti anni, la società attorno che ha delle aspettative è notevolmente diversa e quindi diciamo sarebbe del tutto inopportuno da parte mia poter pensare di dire qualcosa di sensato. Ma invece in realtà volevo proprio partire da una vicenda di una caserma, è la caserma Osoppo di Udine. Ho aiutato il comune di Udine nel 2016 a partecipare a un bando nazionale che è stato vinto. È una storia abbastanza lunga ma ve la racconto molto in breve. La caserma Osoppo si trova proprio su via Cividale, in una zona molto densa di caserme di Udine e il comune l'aveva scelta proprio per una riqualificazione. Attualmente è totalmente dismessa, la sua struttura assomiglia abbastanza come dimensione alla caserma Francescatto e il lavoro si è svolto a cavallo di due amministrazioni, cioè quella precedente e quella attuale in corso, quindi, ed è questa la vicenda diciamo, che un po' forse ci può insegnare anche in termini negativi su cosa magari non è andato tutto bene o comunque la storia è ancora in corso. Pensate, il finanziamento l'abbiamo ottenuto nel 2016, sono 18 milioni di euro, per motivi anche difficili da indagare il Comune non li ha ancora tutti investiti, ha frammentato il lavoro in più parti e ha fatto partire le gare più semplici, la pista ciclabile, la rotonda, insomma non ha affrontato di petto il nodo della caserma. La caserma è collocata nella zona ad est di Udine, è quel rettangolo verde lì in alto e l'ambizione era anche riqualificare un luogo che fosse un po' in mezzo, un po' a metà tra il centro storico della città e la periferia est, che come forse sapete è una delle periferie un po' più critiche, che vivono una situazione un po' di maggior disagio e quindi mettere in mezzo, ragionare in mezzo su un ingranaggio, su una struttura che potesse essere, come dire, ridurre le distanze, avvicinare le cose e soprattutto in termini di sostenibilità utilizzare un suolo già urbanizzato sembrava una buona idea, sembrava un'idea ragionevole. Il tema è che, come sempre succede, queste gare pubbliche, questi finanziamenti pubblici hanno tempi molto brevi e quindi in realtà, diciamo così, il Comune ci ha chiesto di delineare un progetto, ci ha chiesto di definire per la gara, per partecipare ai finanziamenti, quali edifici tenere, sono quelli neri, e quali demolire, sono quelli gialli, ma in realtà non ha fatto un ragionamento molto raffinato sulle funzioni, cioè abbiamo presentato questa idea declinando un po' vagamente un'idea di abitare, di co-housing, insomma qualcosa che in fase di gara il Comune non ha maturato sufficientemente, quindi diciamo è arrivato un po' acerbo a presentarsi e questo difetto iniziale, questa incertezza iniziale io credo che si sia poi prorogata nel tempo, cioè le gare non sono partite pur avendo il Comune le risorse. Come sapete non siamo grandi spenditori pubblici, cioè siamo grandi spenditori pubblici, ma spesso quando arrivano questi bandi europei e nell'ottica del PNRR che porterà molte risorse, insomma siamo tutti un po' preoccupati della nostra capacità e soprattutto dell'agilità amministrativa di produrre progetti sensati, spenderli bene, spenderli velocemente, eccetera. E quindi diciamo l'idea era una generale ristrutturazione, una messa in ordine, non sapendo bene ancora che tipo di funzioni collocare. C'era vagamente un'idea sullo sport, c'era vagamente un'idea su un abitare, su un co-housing. Le condizioni della caserma, almeno di alcuni edifici in particolare, erano molto critiche, per cui si è provveduto a pensare appunto, come dicevo, una demolizione selettiva, qualcosa rimane, qualcosa non rimane. Cercavamo di salvaguardare un po' l'impianto soprattutto di questi due spazi, se vedete il mio mouse, sì? Di questo che è un giardino, un piccolo parco molto bello e della piazza d'armi che invece è quella più in alto, come i due spazi centrali che comunque restituiti alla città sarebbero stati una
grossa risorsa. E quindi ci siamo concentrati un po' su questi 3 progetti, cioè la piazza d'armi in alto, il giardino in basso che sostanzialmente era già bellissimo, oltretutto come sapete l'abbandono produce una natura molto rigogliosa. Gli alberi che vediamo nelle caserme dismesse, nelle aree industriali dismesse sono spesso molto sani, molto, molto grandi, e ottenerli in un nuovo edificio, in un nuovo intervento così è sempre molto difficile. E poi sulla destra l'ampliamento della vecchia palestra della caserma con una palestra contemporanea. Noi ci siamo concentrati appunto sulla palestra e sulla piazza, ma tutto ciò, che comunque ha ottenuto i finanziamenti nel 2016, poi c'è stato un cambio di giunta, non è mai partito e ovviamente, diciamo, ripeto, credo che alla base ci sia stato un po' un difetto, forse è stato anche un difetto nostro, o comunque diciamo un difetto dell'amministrazione di esprimere una volontà funzionale, perché come dire, i soldi ristrutturano gli spazi, ma poi se non ho pensato per tempo a cosa metterci, se non ho coinvolto la società, questi spazi rischiamo di ristrutturarli ma lasciarli freddi. E quindi siamo un po' in questo stato. È ancora un progetto che sta cercando, che non ha ancora iniziato i lavori, e pensate, come dire, i soldi arrivano, ma poi i soldi, come dire, evaporano in qualche modo, no? I 18 milioni nel 2016 non sono più i 18 milioni nel 2021 e insomma siamo nelle contingenze per cui i materiali di costruzione crescono, insomma diciamo non è la stessa cosa. Vi parlo prima un attimo della palestra e poi della piazza, perché diciamo sono 2 modi da un lato di intercettare l'architettura del passato e un'architettura contemporanea all'interno della palestra, e dall'altro di pensare anche in termini di sostenibilità e di memoria. Spesso su temi di questo tipo il committente, il comune, la regione invocano un'idea di memoria, invocano un'idea di passato da riattivare, ma come dire, la memoria è anche piena di insidie, no? Bisogna capire bene cosa vogliamo ricordare, cosa vogliamo. La memoria è anche un progetto collettivo in questi casi, quindi è molto delicato. Questo era l'edificio della palestra, ormai dismesso, a fianco al quale abbiamo proposto di, come dire, con la stessa sagoma e con un'architettura del tutto differente, di costruire un edificio per una vera palestra più ampia, un edificio coperto ma freddo, quindi molto semplice dal punto di vista impiantistico, anzi diciamo una grande tettoia. Le risorse non erano tantissime, per cui abbiamo deciso in qualche modo di ripetere la forma, la sagoma di questo tetto, evidentemente costruirla con un'ottica moderna e dargli una sembianza anche con un materiale del tutto differente, che non cercava minimamente di rapportarsi alla vecchia architettura, ma in qualche modo assumeva un'ottica contemporanea, diversa, anche con una certa leggerezza. Sono grandi pannelli di plexiglass che in qualche modo consentono una luce diffusa nello spazio interno e consentono una grande leggerezza, per cui diciamo non sono pesanti da sostenere e consentono appunto di avere uno spazio interno coperto, diciamo protetto e disponibile per lo sport. A questo primo progetto se ne è aggiunto un secondo, appunto, che è quello della piazza, su cui anche qua, cercando di diciamo, interpretare il luogo, perché una piazza d'armi in realtà è una piazza, ma è anche un luogo sgombro, un luogo libero storicamente. Anche qui c'era un tema di memoria da interpretare e il parco, il giardino aveva già molti alberi, per cui abbiamo pensato che la piazza d'armi dovesse in qualche modo rimanere molto sgombra, dovesse essere il segnale di qualcosa che manteneva la sua vaghezza, nel senso proprio di vacuo, di vago, di vuoto, e che fosse complementare invece al parco, che stava appunto il numero 3 che vedete in basso nell'immagine. Quindi abbiamo pensato sostanzialmente di rivestire con un manto rosso, con una specie di diciamo drappo rosso in cemento la piazza, e pensare di, come dire, declinarlo solo leggermente, evitare di mettere nessun tipo di arredo urbano, fare un luogo molto astratto in cui l'unico arredo urbano era che le pieghe di questo drappo diventavano sedute, diventavano appoggi, diventavano luoghi in cui però si celebrava un po' questo vuoto, questo carattere, diciamo così, tra le caserme che rimanevano, tra 2 caserme che rimanevano, questo carattere molto, diciamo, un po' anche sacrale dello spazio aperto. E in più abbiamo anche, avete visto come avevamo previsto la demolizione di una serie di caserme, di edifici dismessi, o meglio non più recuperabili, sarebbe costato troppo recuperarli.
abbiamo provato anche a immaginare che, sapete che le demolizioni costano e costa anche molto portare via i materiali. Abbiamo provato a immaginare di tenere in cantiere il materiale della demolizione e diciamo, dare luogo a una tradizione molto forte qui. In questo senso l'elaborazione della memoria diciamo, è interessante perché non è mai diretta, a mio avviso. Abbiamo provato a chiamare la scuola di Spilimbergo e capire se con i frammenti di queste macerie si potevano costruire degli spazi pubblici. Si poteva ad esempio pavimentare, e questo sulla sinistra, tutto il marciapiede davanti a questa piazza aperta, e si poteva in qualche modo recuperare i vetri, le ceramiche, i mattoni, le tegole, insomma frammenti di quel luogo che sarebbero andati, come dire, buttati via, e costruire una condizione del tutto nuova di uno spazio pubblico pavimentato con un mosaico che ovviamente poteva assumere delle forme che erano tutte da decidere. Si poteva dare luogo a un concorso con gli studenti, si poteva decidere collettivamente che cosa questo mosaico avrebbe dovuto rappresentare, o semplicemente, come dire, avere il gusto e il piacere del colore di questi materiali diversi. Ovviamente diciamo, era un progetto delicato da un lato, ma anche ambizioso. Le opere pubbliche sono molto nette, no? Se voi dite a uno che deve demolire, a un'impresa che deve demolire una cosa, la demolisce, ma se gli dite che deve demolirla e poi mettere da parte alcuni frammenti, sminuzzarli, spezzettarli, insomma entriamo in una logica un po' più complessa, però sono le cose complesse quelle che dobbiamo fare, che dobbiamo imparare a fare, perché sennò, come dire, con i meccanismi amministrativi che abbiamo rischiamo di ripetere sempre le stesse procedure. Quindi diciamo uno dei consigli che mi sento di dare a un'amministrazione pubblica o comunque a una collettività è di pensare che, come dire, all'innovazione formale debba anche corrispondere un'innovazione amministrativa. Bisogna forzare un po' alcuni limiti delle forme amministrative nazionali che ci consentono di selezionare le imprese, di fare le gare, insomma forzarli, perché spesso la loro efficienza è molto bassa, si va verso il basso, si va verso chi offre il prezzo più basso, si va verso, come dire, l'abbassare degli standard, e quindi poi è difficile in cantiere mantenere un'alta qualità dell'intervento se è questo che si vuole fare, tanto più in un luogo da recuperare, perché un luogo da recuperare è sempre più delicato di un edificio da costruire nuovo. Quindi diciamo, non saprei dire se questo progetto è andato bene, anche perché non è finito, forse non è neanche iniziato, eppure, come dire, abbiamo avuto il finanziamento da tanti anni. La mia vicenda progettuale in questo progetto è finita, ho aiutato il comune a partecipare al bando, però diciamo così, lo dico anche a cavallo di due amministrazioni, perché due amministrazioni di colore diverso, che in entrambi i casi hanno tentennato molto, sono dimostrate molto, diciamo, non sul pezzo, forse questa assenza di un progetto sociale, di un progetto funzionale, eppure diciamo, Udine ha bisogno di tante cose, ha bisogno di case per i giovani, ha bisogno di spazi di co-working, ha bisogno di spazi per studenti, ha bisogno di strutture nuove per tante attività, eppure diciamo così, questo patrimonio è lì, per ora ha dato luogo a un paio di gare per fare le rotonde, insomma tutte cose che un po' più facili, ordinarie e correnti. Vi faccio vedere invece un secondo progetto che stiamo realizzando a Udine. Siamo in una zona abbastanza centrale, diciamo sulla prima circonvallazione, siamo poco distanti, vedete sulla destra in basso, da Piazza Primo Maggio. Siamo vicini ad Ormish, per capirci, per se qualcuno lo ha come riferimento. È un'area industriale dismessa, quasi del tutto demolita, tranne che un piccolo edificio, che è quello che vedete in alto a sinistra del quadrato rosso. Il quadrato rosso è l'area, l'ambito di intervento, e quell'edificio L che sta sul bordo è l'edificio più interessante, per questo non è stato demolito, l'edificio più interessante della vecchia fabbrica, e conteneva gli uffici. Un edificio anche di pregio, un edificio dell'architettura friulana degli anni 30, di interessante qualità. E tutto il resto, che era più, diciamo, ordinario, è stato demolito, e questo lotto vuoto è lì da molti anni. Il piano prevedeva di costruire della residenza e degli uffici, per cui il committente ci ha incaricato di esplorare un po' questa possibilità. Sono 7.000 metri quadri, rimanevano 7.000 metri quadri da costruire, per cui è una quantità, diciamo, importante per una città come Udine, ed è una quantità anche che ci ha posto qualche questione critica, nel senso che
diciamo così, è una quantità di metri quadri che comporta il fatto che forse bisogna cominciare a fare un mix funzionale, bisogna cominciare a pensare che 7.000 metri quadri su un mercato come quello udinese, che è un mercato importante ma diciamo ha la sua scala, non possono essere assorbiti se non sono declinati su diverse funzioni o su diverse realtà. E quindi il tema era come costruire qualcosa che appartenesse, che rispondesse a domande molto differenti e contemporaneamente si collocasse in un punto molto delicato del centro storico. Oltretutto 7.000 metri quadri comportano anche che se vuoi lasciare un po' di spazio aperto devi andare anche in altezza, quindi c'era anche un tema di costruire in altezza. La soluzione che abbiamo pensato è quella di in qualche modo completare una corte potenziale. La L bianca che vedete sulla sinistra è l'edificio esistente, dove una volta andati via gli uffici della vecchia fabbrica è venuta una palestra, e invece l'edificio L che diciamo simmetricamente chiude la corte, questo con queste aree azzurre, è il nostro piano terra, quindi un impianto insediativo molto semplice, ma diciamo così con una logica di avere 7 piani divisi in 3 livelli molto differenti. Ai piani bassi sono quelle piante azzurre, sono i negozi e gli uffici, ai piani intermedi un carattere residenziale diciamo di media dimensione, di appartamenti di media dimensione, e nei piani più alti appartamenti più di lusso con grandi terrazze. Tutto ciò in qualche modo comportava di costruire in un edificio solo quello che di solito la città fa in più edifici, fa magari in luoghi diversi. Quindi il tema è stato un po' quello di pensare che in verticale questa architettura dovesse diciamo come stratificarsi, avere un edificio sotto, un altro in mezzo e un altro ancora sopra, come se fossero 3 architetture diverse che convivono ovviamente, hanno molte cose in comune, no? Hanno le scale in comune, hanno le strutture in comune, hanno i sotterranei in comune, ma diciamo salendo verso l'alto devono articolare la loro architettura per offrire, per recepire diverse opportunità, diversi mercati, anche diversi prezzi, lo dico molto, molto banalmente, ma la sostenibilità è anche la sostenibilità economica, è anche l'idea che faccio qualcosa che non rimane sul mercato, perché sono diciamo abbastanza lungimiranti da capire che il mercato ha diverse esigenze, e forse se avessimo fatto 7.000 metri quadri di ufficio, 7.000 metri quadri legati al lusso, non sarebbe stato possibile, diciamo così, trovare una sufficiente risposta del mercato. Sorvolo sulle piante perché quello che anche mi interessa raccontarvi è che questa architettura si è stratificata e come vedete l'abbiamo articolata lungo via Micesio per lasciare la vista, una vista a cui la città è affezionata e a cui siamo abituati, che è la vista sul lato corto di quegli uffici, vedete là in fondo quell'edificio bianco, sono gli uffici della vecchia fabbrica che sono diventati una palestra, che ci sembrava, come dire, un elemento da mantenere nel paesaggio urbano, da non coprire, da continuare a dargli quel ruolo di orientamento, di riconoscimento che ha assunto nel tempo. È un edificio che ha quasi 100 anni, che è ancora attivo, e invece diciamo fare questa specie di arretramento, sbalzo che consente, intravedete ai piani bassi gli uffici, ai piani intermedi questa residenza diciamo middle class, e ai piani più alti ancora una residenza più di lusso con giardini e con del verde nei terrazzi. Questa è la vista dall'altra parte di via Micesio, cioè siamo oltre la Roggia. Per chi ha presente l'area sulla destra, appena sulla destra c'è la Dormish, e quindi siamo dall'altra parte della Roggia. C'è questo orientarsi verso le montagne, verso il paesaggio, che ovviamente è molto importante. E questa è una vista dell'interno dove si vede chiaramente questa stratificazione, questo essere complessi dentro l'edificio. Devo dire che diciamo una cosa così in una città più grande non sarebbe pensabile, non avrebbe senso. In una città più grande avremmo mercati, avremmo domande, avremmo risorse per costruire case di un tipo da una parte e case di un altro tipo dall'altra, ma è proprio la città di media dimensione che consente o costringe ad accettare sfide di questo tipo, cioè ad accogliere il fatto che in un intervento di 7.000 metri quadri, già un intervento molto grande, deve in qualche modo elaborare la sua densità, deve offrirla a diversi mercati, e quindi l'esito alla fine è questa compresenza, questo accatastarsi quasi di architetture diverse che devono appunto offrire spazi diversi, logge invece che terrazzi,
spazi per uffici invece che spazi per la residenza, e quindi diciamo stabilire una convivenza che, se ci pensiamo bene, la città tradizionale aveva. L'isolato ottocentesco era un luogo di convivenza anche di persone molto molto diverse, no? Di artigiani a pianiterra, negozianti sulla strada, il piano nobile, che era il piano, come dire, importante spesso del proprietario di casa, e man mano che si saliva, diciamo, redditi diciamo così diversi. Allora questa idea che la città sia un luogo di compresenze, di traiettorie di vita e stili di vita diversi è molto interessante ed è da salvaguardare, e per certi versi le città di media dimensione hanno più occasione, se in qualche modo articoliamo l'architettura per farlo, di garantire questa cosa. Conteremmo di realizzare l'edificio nel prossimo anno, quindi insomma spero di avere poi occasione di tornare a raccontarvi com'è andata, perché come sempre le cose poi vanno un po' verificate anche dopo la costruzione. Questa è un'altra storia recentissima, anche questa è una storia di un finanziamento pubblico che abbiamo ottenuto. Forse avete sentito parlare del piano della qualità dell'abitare. È un finanziamento nazionale che è stato da poche settimane in realtà assegnato a delle città secondo una graduatoria, secondo un progetto presentato. Il Comune di Udine ci ha incaricato di studiare un caso abbastanza complesso, cioè il caso del quartiere San Domenico. Ci troviamo, diciamo, nella zona ovest della città, molto vicino al centro studi, per chi conosce Udine, un quartiere degli anni 50, con alcuni però edifici costruiti negli anni 70. Il piano della qualità dell'abitare prevede anche qui un finanziamento del governo, che poi è stato integrato dal PNRR, un finanziamento consistente perché si tratta di 15 milioni, e premiava quei comuni che in modo virtuoso potevano aggregare o risorse pubbliche o risorse private. Il Comune di Udine è riuscito ad aggregare attorno a questa domanda anche alcune risorse private di imprenditori che intorno volevano intervenire, per cui abbiamo avuto la fortuna di vederci assegnato il finanziamento, e nei prossimi mesi insomma, dovremmo dare luogo a questa opera. Il tema era demolire e ricostruire un quartiere di edilizia pubblica, che è, come sapete, un'opera di grande complessità sociale, non solo tecnica. Vuol dire che ci sono 160 famiglie, queste 160 famiglie vanno in qualche modo, come dire, raccolte, va spiegato il progetto. Gli edifici sono tutti di proprietà pubblica comunale, tranne uno che è dell'Ater, e insomma capite bene che c'è un tema di grande delicatezza, e però c'è anche un tema legato alla sostenibilità. Questi edifici hanno due elementi di vetustà per certi versi. In primo luogo quello energetico, sono edifici molto energivori, sono edifici costruiti quando il tema dell'energia, del consumo corretto dell'energia non era un tema all'ordine del giorno, quindi sono edifici che consumano molto. E poi sono stati costruiti quando, come dire, l'edilizia popolare, l'edilizia sociale non aveva ascensori, e non li ha tuttora qui, non aveva logge, ha un piano terra che però è rialzato, e sapete già questa cosa come comporta disagi per persone che hanno difficoltà ad entrare, anche quando gli viene assegnato il piano terra, che è comunque un piano che è 1 metro più alto della strada, e poi soprattutto aveva una caratteristica inaspettata, devo dire, che mi ha molto sorpreso, e cioè che negli anni 50 le forme dell'abitare popolare erano forme molto diverse, c'erano stanze enormi, cucine piccolissime, stanze enormi. Ho avuto la percezione di un'Italia molto diversa da oggi, un'Italia di grandi convivenze, di famiglie molto allargate, in cui la stanza da letto conteneva forse più di una famiglia, e la cucina era un piccolo servizio molto di necessità. Il quartiere si trova nella zona ovest della città. Qui abbiamo mappato una serie di occasioni, ecco, se nell'occasione, anche per raccontare al governo che doveva dare i finanziamenti, e quindi bisognava creare un contesto della vicenda udinese, abbiamo raccontato alcune vicende di possibili trasformazioni, alcune in corso, come la caserma Osoppo, alcune potenziali, ma insomma è un implicito piano regolatore di Udine dei prossimi 30 anni. Se si mettesse mano a queste 10 aree, che sono caserme, sono private, sono pubbliche, insomma potremmo proprio in questa Udine di mezzo, che non è
non è periferia, non siamo alle propaggini della città, non siamo in centro dove i problemi sono più contenuti, sono più misurati, ma insomma sarebbe un'implicita visione udinese del futuro che potrebbe essere appunto carica di innovazione, di novità. E è quello che abbiamo cercato un po' di fare nel caso di San Domenico. Questi sono gli interni che abbiamo attentamente analizzato, perché il tema poi era anche costruire meno metri quadri, cercando di dare standard migliori, ad esempio gli ascensori, ad esempio le logge. Insomma, poi eravamo dopo il Covid, quindi sapevamo bene cosa voleva dire avere una loggia, un balcone, anche nell'edilizia sociale. E quindi il tema era demolire e ricostruire, cercando di ottenere una maggiore efficienza con meno metri quadri. Le camere molto grandi poi, come potete immaginare, sono anche un costo in termini di riscaldamento, tanto più che quell'Italia di famiglie, come dire, accatastate in un appartamento, di famiglie che magari si trovavano per necessità a vivere assieme o di famiglie molto numerose, oggi non c'è più. Un terzo di questi appartamenti era abitato da una singola persona. E quindi capite bene che, come dire, l'edilizia sociale non solo perché è invecchiata in termini edilizi, ma è invecchiata in termini tipologici, quindi non solo per questo deve in qualche modo affrontare anche un tema così critico che è quello della demolizione e ricostruzione. Con gli stessi soldi avremmo potuto pensare di aggiungere gli ascensori, di modificare gli interni, di mettere i cappotti, sarebbe stata la stessa spesa, sarebbe stato quasi lo stesso disagio e non avremmo ottenuto lo stesso effetto. O comunque questo è il programma, è tutto da fare questo progetto, come capite è a un'alta complessità, un programma di circa 8 anni, perché evidentemente 160 famiglie non possiamo spostarle tutte da un giorno all'altro, ma insomma è un progetto molto ambizioso e devo dire che il Comune di Udine è stato molto coraggioso nel proporlo e anche adesso sta affrontando una fase successiva che non è solo parlare attraverso i disegni, ma è parlare alle persone, cominciare a raccontare il progetto, cominciare a capire quali sono le esigenze dello spostamento. Come potete immaginare è una situazione, diciamo, da affrontare con grande delicatezza. Siamo in una condizione in cui rigenerazione urbana vuol dire che l'architettura non basta più, l'architettura deve fare il suo lavoro, ma bisogna fare un altro lavoro intorno e non saprei neanche dire qual è la disciplina che deve fare quest'altro lavoro. Forse, come dire, ci vuole un po' di sociologia, un po' di psicologia, un po' di managerialità, un po' di capacità di persuasione, insomma bisogna dialogare con i luoghi, con le persone, perché altrimenti le cose non vanno avanti, non basta avere i finanziamenti, bisogna dargli sostanza. Beh, diciamo, quello che abbiamo fatto è, con un'architettura molto semplice, perché ovviamente il budget non è infinito, cercare di restituire un numero di appartamenti maggiore. Abbiamo portato gli appartamenti, mi sembra, da 162 a 180, con meno metri quadri, potendo mettere l'ascensore in tutti i nuovi condomini, disegnando evidentemente un quartiere di nuova architettura e garantendo un doppio bagno, cosa che non c'era in nessun appartamento, dal trilocale in poi. Quindi standard completamente diversi da quelli degli anni 50, evidentemente più adeguati per un abitare contemporaneo. Qui vedete forse un po' male la sovrapposizione tra giallo e rosso, cioè tra edifici nuovi e edifici vecchi, e qui vedete anche la presenza di una trama di giardini, di verde, che in parte esisteva, in parte era un po' in abbandono, per cui questo piccolo arcipelago di spazi verdi l'abbiamo anche un po' tematizzato. C'è un parco più generalista, diciamo, c'è un luogo dedicato ai bambini, c'è un luogo dedicato agli orti, che sarà strutturato, cioè sarà, come dire, non autopromosso ma gestito collettivamente. Abbiamo la fortuna che in quest'area della città ci sono comunità interessanti, ci sono realtà molto interessanti, c'è la parrocchia innanzitutto di San Domenico, c'è la comunità Pier Giorgio, che forse qualcuno di voi conosce, che è molto attiva sul fronte della solidarietà e che usa anche gli orti per le persone che ospita come attività terapeutica, di aiuto. Insomma, c'è una comunità solidale che si parla molto e quindi è un ingranaggio fondamentale per ingranare con nuove energie, per attaccare il progetto a qualcosa di esistente. Quindi, ad esempio, gli orti li abbiamo collocati, sono qua, li abbiamo collocati esattamente tra un nuovo edificio e la comunità Pier Giorgio, così da dare, come dire, una implicita corte orticola che potrà essere accessibile da entrambe le parti. Il nuovo quartiere, mi spiace che non si veda molto bene questa immagine, ma
questa qui. Il nuovo quartiere è molto meno disperso di prima, molto più concentrato, chiude in maniera più diretta verso Via della Faula, dove che è questa strada che è il flusso di traffico più importante, più rumoroso, e apre verso questa zona dove vedete il giallo sono le case demolite e il rosso sono le case costruite. Quindi diciamo il principio insediativo è un po' diverso, più compatto, più attento a far sì che il verde sia più aggregato in 3 o 4 pezzi verdi, piuttosto che il verde di oggi che è molto frammentato. Oggi ci sono delle case in un giardino, domani saranno delle case lungo un sistema di parchi e di verde più continuo. E poi abbiamo ragionato molto sul piano terra, perché il piano terra è sempre il punto debole dell'edilizia sociale, o è spesso il punto debole. Insieme al Comune abbiamo studiato la possibilità di collocare lì, innanzitutto un presidio di quartiere, sarà un dipendente comunale distaccato al quartiere per aiutare nell'organizzazione della vita quotidiana, degli eventi, della gestione degli orti, della gestione degli spazi, per essere in qualche modo l'elemento di riferimento per la parrocchia, per la comunità Pier Giorgio quando vorranno costruire qualcosa assieme, eventi piuttosto che manifestazioni, piuttosto che anche essere semplicemente una sentinella del disagio, cioè percepire il disagio quando è ancora trattabile, perché sappiamo bene che se non lo percepiamo quando è ancora trattabile il disagio poi si manifesta in forme, definitive, in forme non più trattabili, e quindi allora una presenza di questo tipo è collocata ovviamente in un luogo strategico, in un angolo, è una portineria, diciamo, una portineria che non è la portineria di un condominio, ma è la portineria di un quartiere. Abbiamo poi collocato in questa zona degli spazi commerciali, delle case negozio, con l'idea che l'edilizia sociale non debba essere necessariamente solo casa, ma che di fronte a un progetto imprenditoriale, di fronte a un progetto commerciale e di vita, si potrebbe pensare che la vecchia formula della casa negozio possa essere riattivata, possa essere un buon presidio del piano terra, è un buon modo per anche ottimizzare i costi, insomma in qualche modo far sì, come succedeva un tempo, che vita e commercio in qualche modo si integrino e ci consentano a una piccola imprenditoria di sopravvivere, di gestire meglio la condizione economica che sembra molto, molto difficile. E poi abbiamo previsto in questa zona, esattamente dove ci sono gli orti, questi sono gli orti e questa è la comunità Pier Giorgio, un co-housing per anziani, cioè questo vivere degli anziani da soli ci siamo chiesti se non potesse essere, diciamo, rielaborato. Evidentemente anziani che vivono insieme costituiscono una condizione di scambio, di interazione, di compagnia o anche di assistenza, che potrebbe essere una soluzione al fatto che, diciamo, in termini demografici andiamo verso una società molto anziana, una società spesso di anziani soli, in cui anche qui il disagio non lo percepiamo perché, come dire, non possiamo controllare capillarmente la situazione, ma evidentemente un co-housing per anziani vuol dire avere ognuno la sua stanza, ognuno la sua privacy, ognuno il suo bagno, ma avere una zona giorno molto ampia, molto generosa, in cui anche l'idea solo di cucinare per gli altri può essere un elemento che riattiva delle capacità, che dà degli impulsi, degli stimoli, e in qualche modo è una sfida. Bisogna evidentemente anche qui non pensare assolutamente che prendiamo 6 anziani e li mettiamo lì dentro, bisogna costruire il progetto. Gli anni degli spostamenti e le demolizioni ci consentiranno di capire, indagare quali anziani sono propensi, quali hanno voglia di accettare questa sfida e anche accettare la qualità, la bellezza di questa idea che insomma è anche piena di opportunità, no? Questa idea. In fondo vivere assieme in certi momenti e vivere da soli in altri è forse meglio che vivere in questa solitudine che spesso, come dire, è problematica e poi tende a peggiorare le condizioni di isolamento, le condizioni di salute, insomma. E evidentemente anche qui non basta l'architettura, non è difficile fare un co-housing per anziani, una grande zona giorno, 6 stanze col bagno, ma ci vuole qualcos'altro, ci vuole, come dire, una società che si impegna, ci vuole un comune che decide che questo progetto va seguito, che decide di parlare con tutti e capire chi ha intenzione di accettare questa opportunità e magari se cambia idea deve avere la possibilità di una via di fuga, e chi invece non ha intenzione, magari ha una rete familiare intorno ancora solida e quindi
come dire, non ha bisogno, o semplicemente per carattere o per storia non ha nessuna voglia, come dire, di condividere, e dobbiamo rispettare anche questo. Abbiamo ovviamente appartamenti di diversa misura, ma l'idea che questa soluzione sia una soluzione possibile mi sembra interessante, ma ripeto, come dire, non lasciamo gli architetti da soli, perché se li lasciamo da soli, va bene, possono fare anche cose molto belle, ma poi i loro progetti non camminano da soli, vanno cibati di idee, vanno cibati di azioni, vanno alimentati di attenzioni, per cui non si fa un co-housing per anziani disegnandolo e neanche costruendolo, si fa con operazioni molto complesse di accompagnamento. I progetti vanno accompagnati, non pensate che fare un appalto voglia dire trovare una soluzione. Comunque questo è un confronto tra il quartiere di oggi e il quartiere di domani, e questo è il punto più delicato, proprio perché i progetti vanno accompagnati abbiamo cercato di capire quale poteva essere il destino di queste 160 famiglie che in fasi diverse, in fasi biennali da qui a 8 anni, dovranno spostarsi, quindi circa 40 ogni biennio. Abbiamo contattato l'Ater, e l'Ater, il quartiere San Domenico è questo. Si vede? Sì. E vedete, questi edifici rossi sono gli edifici disponibili di Ater attorno, in un raggio, come dire, molto prossimo di 600-800 metri. Sono edifici disponibili, ma che hanno una loro dinamica di svuotamento fisiologico. Ater ha ogni anno 30, 40, 50, a seconda degli anni, edifici da ricollocare. E allora questo bacino, questa riserva potrebbe essere dedicata, stiamo ragionando per far sì che questo bacino sia quello in cui collocare queste famiglie temporaneamente per poi riportarle nel quartiere. Questo tempo, questo trasferimento, in qualche caso dà anche luogo a uno spostamento definitivo. Qualcuno, come dire, sceglie di rimanere dove è stato mandato. È una vicenda che sappiamo da casi precedenti, ed è una vicenda che va benissimo, nel senso che se ci si trova meglio, se le tue ambizioni, le tue richieste sono soddisfatte anche in questa situazione temporanea, questa può diventare definitiva. Ma se si torna, evidentemente bisogna indagare questo ritorno, bisogna, come dicevo prima, capire quali sono le esigenze, no? Una casa con la loggia, una casa col giardino, una casa in condivisione, sono tutte stili e scelte di vita molto differenti che l'edilizia sociale che un tempo era molto più omogenea, aveva il 2 e il 3 locali e poco di più, oggi invece può garantire un ventaglio e cercare di fare in modo che le domande sempre più diffuse, sempre più disperse, siano anche intercettate da tipologie sempre più, come dire, varie e ricche rispetto al passato. Ma evidentemente questo punto è un punto di passaggio importante. Questo è un disegno un po' complicato che però vi fa capire che c'è tutto le dinamiche di spostamento delle famiglie con le fasi di costruzione. Diciamo è un progetto che mentre disegnavamo l'architettura stavamo disegnando anche il processo, dovevamo capire come costruire questi spostamenti, ma siamo anche abbastanza confidenti che circa la metà delle persone che abitano lì si sposteranno dalla casa vecchia alla casa nuova senza un passaggio intermedio, ma ovviamente un'altra metà invece dovrà essere trasferita per permettere le demolizioni. È evidente che nei prossimi mesi il lavoro vero sarà quello di ascoltare, di parlare, di capire le esigenze, insomma un lavoro molto complesso e molto, come dire, delicato. Queste sono immagini dello spazio come sarà, diciamo, alla fine del cantiere, se proseguirà questo progetto, se in qualche modo troverà la sua strada. Come vi dicevo, i finanziamenti sono arrivati e adesso devono essere trasformati in progetti di maggior dettaglio. Gli edifici sono rimasti a 3 piani come sono oggi, c'era questa aspettativa del quartiere, questa idea di una edilizia a bassa densità. Fortunatamente dagli anni 50 a oggi la cosa che era cresciuta meglio, che era più rigogliosa, erano gli alberi, per cui abbiamo la fortuna di avere degli alberi intorno. Spesso gli architetti nei render, nelle immagini mettono alberi molto grandi, ma se l'edificio, come dire, ci saranno quegli alberi solo dopo molti anni, ma qui vi assicuro che ci sono già, quindi bisognerà solo stare attenti a mantenerli durante il cantiere. E quindi abbiamo dato una forte valenza pedonale al tutto,
le automobili sono concentrate in pochi parcheggi esterni, insomma il quartiere può diventare un quartiere molto ricco in termini di qualità dell'abitare, di opportunità e anche di varietà delle domande abitative, no? Questa convivenza co-housing per anziani, le case negozio, abbiamo case molto grandi perché l'edilizia sociale è ancora il luogo dove la domanda di famiglie molto grandi si concentra. Le famiglie molto grandi oggi sono molto poche, come sapete, ma ci sono famiglie con 5 figli, con 4 figlie, quindi abbiamo anche case con giardino e pluricamere proprio perché, seppure ormai minoritaria, questa domanda c'è ancora ed è giusto che trovi uno sfogo nell'edilizia pubblica. Questo è un confronto tra, diciamo, ieri e domani, tra come è oggi il quartiere e come sarà, e seppure insomma in termini molto contenuti abbiamo cercato di migliorare tutti i parametri. Ci sarà più verde pubblico, ci saranno degli orti che oggi non ci sono, sarà più permeabile, cioè il terreno sarà meno impermeabile, quindi consentirà di più, diciamo, lo scarico delle acque nel terreno e non il loro dilavamento superficiale. Ci saranno più appartamenti pur con meno metri quadri costruiti. Insomma è un grande processo di razionalizzazione che l'edilizia popolare, che è nata negli anni 50, ovviamente, come dire, in qualche modo è uno dei modi in cui si può intervenire con l'edilizia popolare. Non dico che sia in assoluto il migliore, spesso, diciamo, l'edilizia popolare degli anni 50 aveva anche standard più elevati, ad esempio aveva gli ascensori, non sempre, non ovunque, ma insomma è chiaro che non possiamo pensare che quel tipo di edilizia possa continuare per lungo tempo a soddisfare esigenze che oggi sono imprescindibili. Insomma, vivere in una casa senza ascensore insomma, comporta problemi che non riguardano solo gli anziani, insomma, molto banalmente. Questo è il meccanismo amministrativo, diciamo, che abbiamo messo in moto. L'ingranaggio rosso è un'immagine un po' meccanicistica, diciamo, perché, diciamo, le cose devono ingranare e queste sono ruote dentate, appunto. La grande ruota rossa è quella dei finanziamenti pubblici, che, come vi dicevo, da 2 o 3 settimane abbiamo avuto la conferma di aver ottenuto. I finanziamenti verdi sono quelli che arrivano dai privati e i finanziamenti gialli sono quelli integrativi del comune. E quindi, come vedete, i privati, anche con finanziamenti diretti nell'edilizia o con finanziamenti, diciamo, di azioni, insomma, di azioni di aiuto, di assistenza e di supporto, hanno contribuito, e quindi questo arcipelago di energie, di risorse, era uno degli elementi premianti dal punto di vista del governo, del ministero, per dare luogo a questi finanziamenti. Intanto grazie al professore, perché veramente ci ha messo, no? Alcuni spunti di riflessione che sono importanti. La ringraziamo veramente per questo, perché noi abbiamo tante cose, no? Ecco, come tutti i centri hanno tante cose, giustamente, sulle quali si possono fare dei ragionamenti, e magari questi momenti proprio di incontro ci permettono poi di unirci in una conversazione che può costruire appunto un qualcosa per il nostro futuro, ma anche un presente che chiaramente si proietta al futuro, perché ricordiamoci che comunque ci dobbiamo vivere anche noi, e quindi è importante. Sono stati degli incontri interessantissimi. Devo dire, vero, che grazie alla dottoressa Missana, perché noi 3 abbiamo detto no, ma noi vorremmo questo, questo e quello, ecco, e la Missana ci ha veramente organizzato degli incontri con professori di grande preparazione, ma soprattutto professori che sono venuti qua perché volevano raccontarci e volevano farci riflettere. Quindi questo era il messaggio che volevamo comunque anche lanciare a tutta la popolazione di Cividale. È un progetto che nasce appunto in collaborazione, no, con l'Università di Udine, che ci piace tanto quando arrivano a Cividale i docenti universitari di Udine, e con la SOMSI di Cividale, perché comunque la SOMSI è stato il centro, cioè è nata per formare, è nata per far studiare, quindi ovviamente è
diciamo il primo centro universitario piccolino, no? Ecco, dove si imparava a leggere e a scrivere nei tempi, in quei periodi in cui appunto non tutti avevano la fortuna di poterlo fare, e quindi l'abbiamo fatto piacevolmente tutte e quattro insieme, perché la Brinis, essendo l'assessore al bilancio, la dovevo portare con me, perché ovviamente è lei che decideva se potevo osare oltre, e quindi l'abbiamo fatto. Allora, ecco, volevo averle tutte e quattro le mie compagne di percorso, perché grazie a loro abbiamo avuto questi momenti non solo qua al monastero, ma siamo andati anche in Villa dei Claricini. Altri ne vorremmo fare, perché secondo me è una squadra che vale, e quindi grazie a tutti voi, perché se siamo soddisfatti è perché appunto ci siete stati anche voi ad ascoltare i nostri docenti. Quindi io vi ringrazio. Però una parola anche dalla dottoressa Novelli, giustamente chiude la dottoressa Missana, perché è lei che ci ha organizzato il tutto. E tu vuoi dire due parole, giustamente? No, io le ho già detto all'inizio, quindi sarò molto sintetica, lo so. Commissione urbanistica. Sì, ma ti ho pensato e ho detto delle cose che sicuramente condividi anche tu. No, io credo che il problema anche nostro come comunità è che dobbiamo fare rete. Dobbiamo collegarci gli uni con gli altri, anche perché siamo una comunità che comunque sa esprime tante potenzialità. Il problema è quello di metterci insieme, ecco, su dei progetti nei quali ci ritroviamo e che devono essere comunque dei progetti a servizio della comunità. Devo dire la verità che con l'amministrazione comunale c'è stata un'intesa immediata su questo progetto, e io mi auguro, anzi sicuramente sarà così, che anche nel futuro, ecco, queste collaborazioni non solo si intensifichino, ma anche si allarghino, perché, ripeto, anche a Cividale ci sono altre realtà che fanno possono fare la differenza. Quindi ancora grazie e alla prossima. Grazie. Buonasera a tutti, anch'io vorrei ringraziare il relatore, perché stasera con questo intervento ha dato proprio degli spunti anche all'amministrazione. Ho ascoltato con molto interesse anche il fatto delle case sociali, perché io faccio parte anche della commissione ATER, e veramente questo è un problema che è generalizzato in tutti i territori. C'è necessità di avere spazi dedicati alle famiglie, non solo agli anziani ma anche ai giovani, perché purtroppo con la situazione economica in atto non hanno la possibilità di riuscire ad avere delle abitazioni a costi sostenibili. E chiudo ringraziando veramente la dottoressa Missana per l'opportunità che ha dato al territorio cividalese, perché penso che questa sia l'inizio di una importante collaborazione con Cividale. Grazie ancora e auguro a tutti una buona serata. Spero davvero che questi incontri possano così contribuire a fare la rete che, come è stato detto, è così necessaria per prendere le decisioni collettive e non che scendano da altri, diciamo, e con una visione quindi sul lungo periodo, come abbiamo visto essere necessario e abbiamo visto oggi con la relazione del professor Lavarra. Vi porto i ringraziamenti, signora Sindaco, Presidente, Assessore, del magnifico Rettore, professor Pinton, del delegato alla sostenibilità, che come vi ho detto è il cappello che ha raccolto tutte le nostre proposte, che è il professor Salvatore Amaduzzi, che è succeduto al professor Marangon. Mi auguro che gli auspici della Sindaca e della Presidente della SOMSI si avverino e questa nostra collaborazione già datata, perché si rifà anche ad un felice passato che abbiamo vissuto assieme, prosegua. Siamo a disposizione, perché la nostra università è nata per il territorio e noi teniamo fede a questo che è l'articolo 1 del nostro statuto. Grazie.